Siamo qua nel territorio di Missilmeri, provincia di Palermo, di fronte all'impianto un nuovo impianto dell'acqua potabile nel fiume Eleuterio, nel pieno centro della coltivazione dei lodi. Siamo qua con un amico che ci spiegherà la situazione di questa vallata. Questa è una vallata storica perché da migliaia di anni si coltiva il loto e in più gli agrumi in questa zona crescono molto bene e diciamo che qua abbiamo il tardivo di Ciaculli, che è un mandarino dalle caratteristiche particolari che cresce nella conca d'oro di Palermo in questa valle dell'Eleuterio. Noi qui possiamo vedere dei loti che non sono stati raccolti in questo periodo. Diciamo che la coltivazione dei loti parte in questi mesi, è già partita la raccolta e a dicembre finisce la raccolta intorno al 20. Noi possiamo dire che in questa zona la coltivazione è forte perché noi esportiamo in tutta la Sicilia il loto e lo portiamo nei mercati isolani. In questo momento il loto non vive diciamo, una buona annata perché c'è un'abbondanza notevole del prodotto, del frutto e quindi molti alberi non sono stati scaricati e gli agricoltori in questo momento hanno difficoltà a piazzarli nei mercati nazionali ed europei. Succede perché arrivano prodotti dall'estero che invadono il mercato e quindi il prodotto locale non riesce a trovare una collocazione sui mercati Sì, italiani e anche siciliani, che sì, questo è l'assurdo, no? Non si riesce a vendere neanche il prodotto in Sicilia. sì, effettivamente in questo momento il prodotto in Sicilia è stato deprezzato perché una cassetta di loti al mercato generale di Misilmeri la compri intorno a 1 euro, 1,50 euro e quindi i costi non sono competitivi e una giornata lavorativa di un uomo che va in campagna è circa 50 euro e quindi il datore di lavoro, cioè il bracciante agricolo, non riesce ad ammortizzare con le spese. E questo è qualcosa di veramente brutto perché se noi pensiamo che se noi pensiamo che il compartimento agricolo di Misilmeri è forte, quindi abbiamo noi a Misilmeri l'85% di popolazione che vive sull'agricoltura e insieme alla produzione di olio, alla produzione di agrumi e di caghi siamo in ginocchio perché i mercati europei ci hanno coperti dai loro prodotti e quindi l'altra volta ci sono stati gli scioperi sulla Palermo Agrigento proprio per denunciare il fatto che sulla strada statale che da Palermo, dal cuore amministrativo della Sicilia, arriva ad Agrigento, c'è stato un blocco stradale di 24 km, fatto tutto di trattori e di mezzi degli agricoltori per sollevare per fare conoscere questo problema che in realtà non è uscito fuori perché c'è stata una specie di una censura totale di questa notizia da tutti i media, da tutti i giornali, da tutte le radio. Non è uscita questa notizia, una cosa veramente incredibile. Anche a Messina ci sono stati blocchi, i trattori si sono messi sull'autostrada e sono arrivati fino a Roma, hanno fatto manifestazioni fino a Roma, non sono stati ricevuti. Quindi questo grande settore portante dell'economia siciliana e italiana addirittura viene censurato dal governo in pratica, perché queste dovrebbero essere informazioni che escono sui giornali nazionali, sono censurati, sono chiusi, non vengono presi in considerazione da un governo che
invece fa entrare sulle piazze italiane, sui mercati italiani, i prodotti che fanno concorrenza anche con prodotti scadenti, con prodotti non con la stessa qualità, riducendo invece l'economia siciliana a una situazione di assistenza. L'economia agricola è in attesa soltanto che gli vengano divisi dei piccoli contributi per sopravvivere, mentre invece la produzione nostra è di altissima qualità e questo è un esempio clamoroso di Misilmeri, perché qui è concentrata la produzione quasi al 100% di un prodotto tipico di Misilmeri, che è il lodo, i cachi, e che rimane sugli alberi in modo veramente vergognoso, mentre i mercati sono invasi dai prodotti esterni che non hanno la stessa qualità e quindi hanno dei prezzi più bassi che fanno crollare il mercato di questi prodotti. Sì, è così, è una brutta realtà. Speriamo che i nostri governanti isolani, chi ci governa da Roma, purtroppo diciamo, siamo ancora sotto la dominazione italiana, e quindi dobbiamo stare sotto le leggi italiane, prendano un provvedimento serio per il comparto agricolo, perché rischiamo veramente il collasso e ci possiamo ritrovare veramente senza più produzione, e quando non potremmo più produrre, ce ne possiamo andare noi a raccogliere sabbia e vento, perché se non si rivede agricoltura e di Arriveremo al pesca, disastro. si arriverà al disastro. Grazie.